Renzi respinge le accuse di raccomandazione da Pisa in occasione di una conferenza stampa e risponde agli orchestrali le spille di contestazione le avrei fatte di Swarovski, teatro gestito da sindacati. Al centro per disabili di Mestre, Amici Insieme, i ladri hanno fatto razzia di materiale messo a soqquadro gli ambienti, lo sdegno di dirigenti educatori, rubate anche le medicine. Pasticcere rapinati in pieno centro a Marghera mentre tornava a casa da un turno di lavoro, il fatto denunciato anche sui social, le associazioni di cittadini intervengono chiedendo presidi di forze dell'ordine. Un arresto e 3 denunce per spaccio, il bilancio dell'operazione che i carabinieri hanno messo a segno in centro storico a Venezia, arrestato un 57enne straniero. Maxi truffa delle vendite porta a porta, vittime 1200 anziane fra le province di Venezia, Padova e Treviso, l'operazione della Guardia di Finanza, i soldi usati per vacanze e Ferrari. Rilanciare il commercio e semplificare il quadro normativo che lo regola. A Venezia l'assessore regionale Bitonci ha incontrato i rappresentanti delle categorie economiche per discutere la riforma che porterà ad una nuova legge sul commercio. Buonasera, ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali, questi dunque i titoli. Ed ora la cronaca da Pisa. In occasione di una conferenza stampa, Beatrice Venezzi respinge le accuse di raccomandazione a direttrice del teatro. La Fenice risponde agli orchestrali, le spille di contestazione le avrei fatte di Swarovski. Le spille le avrei fatte più stilizzate, magari con degli Swarovski. La polemica su di me è assurda, ma l'ho seguita poco. Sono talmente raccomandata da lavorare quasi esclusivamente all'estero. Partita finisce quando arbitro fischia. Tono pacato, ma parole taglienti, quelle di Beatrice Venezzi, nominata direttrice dell'orchestra del teatro La Fenice e che ha scatenato tra le maestranze dello stesso una vera e propria rivolta. I commenti arrivano alla presentazione della Carmen, che dirigerà in programma a Pisa. Gli orchestrali in rotta con la direzione avevano chiesto a Venezia un passo indietro, ma dalla diretta interessata nessun dubbio. Chiedono un passo indietro, ma io a Venezia ancora non ci ho mai messo piede. All'estero si chiedono come mai un teatro sia in mano ai sindacati, ha detto, per poi chiudere con poche battute la questione Fenice. Dure le reazioni anche da Roma. Ci prendiamo la responsabilità di dirlo noi a Beatrice Venezzi. L'arbitro ha già fischiato, la partita finita e le squadre sono già negli spogliatoi da un pezzo, chiosano dalla Commissione Cultura del Movimento 5 Stelle. Quando un'orchestra si esprime in modo così esplicito, ciò che conta è solo il rispetto del lavoro, della professionalità e della dignità di chi tiene in vita un'istituzione culturale. Chiunque altro al suo posto avrebbe già fatto un passo indietro per tutelare il prestigio, dicono, di una delle più straordinarie istituzioni culturali del paese. Questo è accanimento. Preso di mira dai ladri, un centro diurno che ospita disabili a Mestre. I ladri sono arrivati in bicicletta e poi probabilmente hanno caricato tutto quello che hanno trovato sul furgone di un complice. Sentiamo. Hanno rubato tutto, 2 computer, il televisore, le casse per ascoltare la musica, i soldi raccolti ai mercatini vendendo gli oggetti creati dai 14 ospiti disabili e poi vestiti, cibo, medicine e detersivi, completamente svuotato dai ladri. Il centro diurno Amici Insieme di Via Costa a Mestre, che ospita adulti disabili in convenzione con l'ULSS e il Comune da ben 36 anni. Al nostro arrivo qui al centro abbiamo trovato tutto messo a soqquadro. Sono entrati i ladri dalla porta del giardino posteriore e hanno lasciato appunto il disastro, nel senso che ogni cassetto, ogni mobile era svuotato. Aprire la porta e trovare tutto sottosopra è stato un duro colpo. È stato un impatto forte, anche perché ieri mattina, quando siamo arrivati, sono arrivati anche i nostri ragazzi e hanno visto arrivare le forze dell'ordine e sono rimasti colpiti, spaventati. Non è la prima volta che accade, già 8 i furti in passato, ma da alcuni anni non accadeva più. Nelle ultime settimane la zona è stata presa di mira dai malviventi nuovamente. L'ultimo colpo alla scuola materna Madonna Pellegrina, lì a fianco, pochi giorni fa.
Sul posto la polizia per i rilievi. Purtroppo il sistema d'allarme aveva un problema, ma da oggi è di nuovo pienamente funzionante. Hanno svuotato tutta la dispensa, quindi i biscotti, tutto quello, lo zucchero, il caffè, hanno svuotato il frigorifero, hanno tolto via e gettato a terra tutto il contenuto degli armadietti dei nostri ragazzi, hanno portato via le sacche con le scarpe da ginnastica. E così le educatrici hanno dovuto sospendere l'attività e mandare a casa gli ospiti, ma con grande forza d'animo hanno poi sanificato e rimesso in ordine per ridare agli ospiti i loro spazi al più presto. Per loro questa è una seconda famiglia. Abbiamo cercato comunque di comunicare una serenità e una sicurezza, e loro hanno ritrovato comunque il loro ambiente in ordine. Un pasticcere è stato rapinato in pieno centro a Marghera mentre tornava a casa da un turno di lavoro. Il fatto denunciato anche sui social. Le associazioni di cittadini intervengono chiedendo presidi di forze dell'ordine. Il ritorno alle 2:30 del mattino da lavoro, la strada da Piazzale Roma a Marghera con i mezzi pubblici. Lì, in quel frangente, nella piccola passeggiata verso casa la rapina al pasticcere. Prima un ragazzo in bicicletta che gli taglia la strada, poi l'altro che arrivatogli alle spalle con destrezza gli ha rubato il cellulare dalla tasca del giubbotto. Un racconto affidato anche ai social, oltre la denuncia al 112, quello del pasticcere che invita a fare sempre più attenzione. Un fatto che non ha lasciato indifferenti le associazioni che da anni lamentano di un degrado crescente nella periferia di Venezia, Marghera tra tutte. Quando è lì, già all'imbrunire, essendo che quegli autoctoni hanno anche una certa età, niente, se ne stanno a casa e preferiscono rimanere in sicurezza tra le mura di casa piuttosto che vivere la socialità. Di sera rimango a casa perché proprio no, forse di sera ci penserei, ecco. Se fosse anche di giorno sarebbe grave, ma insomma tutto sommato qua non possiamo dire che di giorno non si può camminare tranquillamente. Allora, intanto mi su un mezzo pirata e quindi non vorrei niente. Io alla sera evito. Diciamo come comincia a venire il buio. Preferisco essere a casa. La gente ha paura. Abbiamo scoperto come pagina, per esempio pochi mesi fa, che stazionavano dei pickpocket e noi pensavamo fossero dei senza tetto, ma poi controllando i visi, i volti sui social ci siamo accorti che erano qui a Marghera. Mancanza di spazi di socialità che non siano dei bar, una città sempre meno popolata e sempre più anziana. Giovani che cresciuti a Marghera scelgono di andare a vivere altrove. L'unica soluzione alla violenza, allo spaccio, al degrado pare essere quella della presenza di presidi. Chiedere un maggior controllo, un controllo, perché finora non lo vediamo, un controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. Li vogliamo vedere in strada, vogliamo i numeri e non l'esercito. Continuiamo con la cronaca, arresti e denunce per spaccio di droga da parte dei carabinieri di Venezia, perquisito un appartamento. Un arresto e 3 denunce per spaccio di droga. È il bilancio dell'operazione che i carabinieri hanno messo a segno in centro storico a Venezia, dove è stato arrestato un 57enne straniero senza fissa dimora e denunciate 3 persone, un 69enne italiano, un 56enne veneziano e un 47enne straniero, tutti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto nasce quando i carabinieri notano atteggiamenti sospetti da parte del 57enne, decidendo di controllarlo e di perquisire anche l'abitazione in cui è ospitato. Trovati così 70 grammi di hashish, 5 di cocaina, 3 di eroina, oltre a telefoni e materiale per il confezionamento delle dosi e 370 euro in contanti. Nell'appartamento, insieme all'arrestato, erano presenti anche il 56enne proprietario di casa e altre 2 persone, tutte denunciate. Operazione della Guardia di Finanza di Padova che ha smantellato un'organizzazione che truffava ed estorceva denaro da anziane sole vendendo prodotti porta a porta. Oltre 1200 vittime in tutta Italia, 10 le persone indagate, arrestato il capo.
Di sera posteggiavano le auto di lusso fuori locali esclusivi, di giorno venditori porta a porta che raggiravano anziane sole facendo firmare contratti truffaldini, imponendo loro di acquistare prodotti a prezzi gonfiati rispetto al loro valore reale. Un'organizzazione a delinquere strutturata in grado di muoversi in tutto il territorio nazionale, quello sgominato dalla Guardia di Finanza di Padova che ha indagato 10 persone. In carcere la mente dell'organizzazione, 2 persone ai domiciliari e 2 con l'obbligo di dimora, tutti padovani. La procura ha disposto il sequestro di oltre 2,5 milioni di beni di lusso in cui riciclavano il denaro illecito. La base dell'associazione era nel Padovano, ma avevano società attive anche in provincia di Treviso. Il sistema era quello della vendita porta a porta, le anziane sole che firmavano contratti che poi le obbligavano ad acquistare casalinghi per svariate migliaia di euro. Dietro la minaccia di adire eventualmente le vie legali, le donne venivano convinte a procedere agli acquisti previa sottoscrizione di un contratto di finanziamento con alcune società primarie di credito al consumo. Nella gran parte dei casi avevano solo la pensione per fronteggiare le spese di quotidiana vita. Ad un'anziana padovana in 3 anni avevano venduto di tutto, compreso un apparecchio per la magnetoterapia, facendole spendere 22.000 euro. 1.200 le vittime accertate non solo a Padova, Treviso e Venezia, ma anche a Udine, Trieste e in numerose città d'Italia. Donne sole, ultra settantenni, che spesso vivevano con una pensione minima e che venivano colpite nella loro buona fede da persone senza scrupoli o con grandi abilità di persuasione che poi continuavano a vendere prodotti sotto minaccia di presunte azioni legali. Per questo viene contestata all'organizzazione anche l'estorsione. È stato l'alto tenore di vita ostentato dagli indagati e di sospettiri finanzieri che hanno iniziato i controlli e individuato le migliaia di vittime carpite attraverso gli elenchi di alcune società di vendita. Ecco allora i consigli della Guardia di Finanza per tutelare i cittadini. Evitare di far entrare nelle proprie abitazioni agenti di vendita porta a porta di cui comunque è necessario chiedere le generalità attraverso il nome, il cognome e il tesserino aziendale. In secondo luogo è bene analizzare con attenzione la documentazione che viene sottoposta dai venditori. La squadra mobile di Treviso ha scoperto una casa di appuntamenti in pieno centro storico, 5 le ragazze di nazionalità cinese che si prostituivano, 2 gli indagati. C'era un via vai avanti e indietro nella stradina, beh, era chiaro che c'era qualcosa lì, perché c'era troppa gente. Gli altri residenti si lamentavano? Beh, noi qui vicino ci eravamo accorti tutti di queste cose. Via Nicolò De Rossi è una piccola strada che collega via Dall'Oro a via Isola di Mezzo, a 2 passi dalla chiesa di San Nicolò. Quel continuo via vai di uomini a tutte le ore del giorno e della notte non era passato inosservato tra i residenti che avevano nutrito in questi mesi alcuni sospetti che hanno trovato conferme quando qui è scattato il blitz della squadra mobile di Treviso che in un appartamento ha scoperto una casa di prostituzione. 5 le ragazze cinesi che incontravano i clienti, operai, impiegati ma anche professionisti. I contatti avvenivano tramite annunci online. Gli agenti hanno anche individuato i presunti gestori della casa d'appuntamenti, una 64enne sandonatese e una donna cinese di 39 anni, indagati a piede libero per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Da quanto emerso, i 2 avrebbero gestito anche un secondo appartamento a San Donà di Piave. L'attività in centro a Treviso aveva creato molti malumori tra i vicini dell'appartamento dove avvenivano gli incontri. Più volte avevano manifestato il loro fastidio per quel continuo andirivieni di persone. Le lamentaglie riguardavano soprattutto il rumore del campanello che suonava di giorno e di notte, al punto che nell'ultimo periodo i clienti non citofonavano più, ma mandavano direttamente un messaggio alle ragazze che aprivano loro il portone. Le indagini della squadra mobile continuano. Nei prossimi giorni verranno ascoltate le 5 giovani, ma anche i clienti.
A gennaio sono al momento 30 le misure di prevenzione disposte dalla Questura di Venezia nel corso di controlli interforze, soprattutto nell'area di Mestre e Marghera. Nello specifico 18 persone con profili di pericolosità sociale sono state allontanate da diversi comuni della città metropolitana attraverso fogli di via obbligatori. 8 i provvedimenti di ammonimento disposti per violenza domestica e 4 per atti persecutori. Ed ancora cronaca, incidente sul cavalcavia della strada del mare, si va verso la riapertura del tratto a senso unico alternato. È stata una lesione importante, gli approfondimenti tecnici sono in corso, intanto siamo nelle condizioni di riaprire appunto a senso unico alternato con limite di portata, poi ovviamente il lavoro non è finito perché andremo avanti con le verifiche, con gli approfondimenti tecnici. Sono estesi i danni provocati dall'incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante il cui rimorchio si è incastrato all'altezza del sovrappasso della strada del mare. Il sinistro ha provocato la chiusura del passaggio. Si stanno ancora eseguendo tutti i rilievi per valutare la staticità e la sicurezza del cavalcavia. Nelle prossime ore è prevista comunque la riapertura del tratto con modalità senso unico alternato regolato da semafori. La viabilità sarà consentita ai mezzi con portata non superiore alle 26 tonnellate. Sappiamo dei flussi straordinari di traffico che ha, quindi da questo punto di vista ovviamente l'impegno è massimo per trovare delle soluzioni le più rapide possibili, ovviamente tutelando sempre la percorribilità e la sicurezza della circolazione. Rilanciare il commercio e semplificare il quadro normativo che lo regola. A Venezia l'assessore regionale Massimo Bitonci ha incontrato i rappresentanti delle categorie economiche per discutere la riforma che porterà ad una nuova legge regionale sul commercio. Commercio al dettaglio e all'ingrosso, su area privata e su area pubblica, somministrazione di alimenti e bevande e distribuzione di carburanti. Il disegno di legge regionale sul commercio interviene in tutti i principali ambiti del settore e avviene attraverso un percorso di condivisione che a Venezia ha seduto attorno a un tavolo i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate e l'assessore regionale Massimo Bitonci. Abbiamo già messo a disposizione 10 milioni per i distretti del commercio. Nelle more del bilancio adesso cercheremo delle altre somme sempre per alcune richieste che verranno direttamente dalle associazioni. L'obiettivo della nuova legge è introdurre regole più chiare e strumenti più efficienti per operatori ed enti locali, ma anche avviare contestualmente un piano strutturale per la salvaguardia del commercio di vicinato e il rilancio dei centri storici. Possiamo cercare di formare, e quindi il tema della formazione insieme alle camere di commercio, molto importante, formarli anche nel commercio online, nel senso che i nostri esercizi di vicinato possono avviare un'attività parallela anche dei propri prodotti, che ovviamente il commercio sta cambiando nel tempo e deve essere più specializzato, perché il prodotto generalista si trova dappertutto e soprattutto nell'online, e che noi possiamo aiutarli con dei sistemi incentivanti dei distretti. Aspetto particolarmente significativo della riforma è riordinare in un unico testo la disciplina regionale del commercio, una semplificazione amministrativa che intende superare la frammentarietà dell'attuale quadro normativo. Il nuovo impianto sarà ridotto da 166 a 106 articoli. Entro il giorno 6 di febbraio le varie associazioni dovranno poi inviare le loro note, quindi una fase anche, diciamo così, emendativa del testo. Dopodiché ci rivedremo con loro il giorno 20 per un testo definitivo, perché vogliamo portarlo in giunta regionale nel mese di marzo. Ed ora cambiamo argomento e parliamo del caro affitti a Venezia. Affitti cresciuti del 16% e metà dei contratti con durata al di sotto dei 3 anni è la fotografia della situazione case a Venezia, diventata la più cara del Veneto. Il prezzo medio al mese è di 967 euro, 240 in più rispetto agli altri capoluoghi italiani. Una cifra che è chiara a tutti cosa vuol dire: l'impossibilità di pagarsi un affitto. I salari e le pensioni sono ferme mentre gli affitti crescono. E cosa viene premiata? Viene premiata la rendita, tra 2 e 3 mila euro la resa di un appartamento turistico. Questa è la distanza tra la possibilità di avere una casa e i costi del mercato immobiliare.
pagare. Chi viene qui per vivere, per lavorare, non riesce a trovare una casa. Secondo i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, sottolinea la CGIL, è evidente che la situazione cambia molto velocemente e che i contratti siano più brevi addirittura di Padova, città attrazione universitaria. L'aumento medio degli affitti di 132 euro, intanto, sottolinea la CGIL, è diventato insostenibile per lavoratori e pensionati, il cui reddito è fermo da anni. Gli affitti brevi, stando ai dati, interessano sempre più anche la terraferma e il territorio extracomunale, oltre che Venezia Centro. Insomma, una vera emergenza a casa, e da qui la proposta di un'agenzia in grado di gestire e coordinare il patrimonio pubblico veneziano. Con risorse pubbliche per fare in modo che davvero ci sia la possibilità di accedere a una casa. E questo serve farlo mettendo insieme tutte le istituzioni e l'importantissimo patrimonio immobiliare pubblico sfitto o da restaurare, perché senza questo noi non offriremo mai la possibilità non solo di ripopolare Venezia, ma di offrire un'opportunità ai giovani, a chi vuole costruirsi una vita indipendente, a chi vuole davvero avere una casa dignitosa a prezzi accessibili. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo e subito dopo il telegiornale da Treviso e provincia. Grazie per averci seguito, buona serata.